Good evening. Yesterday, after conferring with my senior national security advisors and following extensive consultations with our coalition partners, Saddam Hussein was given one last chance, set forth in very explicit terms to do what he should have done. I titoli: Guerra del Golfo, i prigionieri esposti alla TV irachena. Nome e nazionalità. My name is Maurizio Cocciolone and I'm captain. Le speranze un po' sembra che declinino. Allora a questo punto che cosa rimane? Il mio giudizio, il mio desiderio qual è? Quello lì del cessate il fuoco, perché non è possibile, non è accettabile. Economica. Ma vuoi che un uomo che non si è piegato di fronte a questi terribili bombardamenti per un mese, che non arriva adesso a una soluzione quando gli viene offerta in tanti modi, adesso da Gorbaciov, prima da altri, si piegasse con l'embargo? Sì. Ma questo è assolutamente impensabile. Io sono più un ben pagato del direttore di TG1, ma almeno io non dico che sto esercitando una grande funzione a tutela della libertà di stampa solo perché dico sciocchezze a costo pagate dal contribuente. Parabola arcuata, saltano in parecchi e arriva a scaraveltare il gol Dalum. Il presidente Berlusconi del Milan, della Fininvest qui a Bologna, come mai? Beh, vorrei dire che sono venuto a Bologna per poter fare il turista, per incontrare degli amici, per vedere tutte le belle ragazze. Entro una nave carica di 20.000 albanesi. La terra delle Aquile è stata liberata da meno di un anno, dopo mezzo secolo di dittatura del comunista Enver Hoxha. Buonasera, mentre in Jugoslavia continuano i combattimenti tra serbi e croati, all'Aia sembra essersi aperto un nuovo spiraglio di speranza. Stanotte per una polmonite acuta, una delle complicazioni più frequenti in questi casi. Col suo gruppo, i Queen, le regine, lo stesso nomignolo che in Inghilterra si dà appunto ai gay, Mercury aveva venduto 80 milioni di dischi. Da anni malato di AIDS. Nato a Zanzibar nel 1946, bisessuale, fu denunciato numerose volte per atti osceni. Prima di morire ha voluto lanciare un appello perché nel mondo si faccia del tutto per sconfiggere l'AIDS. Care cittadine e cari cittadini, è tradizione del nostro Paese che il Presidente della Repubblica, alla fine del vecchio e alla vigilia del nuovo anno, rivolga un messaggio alla Nazione.
Ma di tradizione pur sempre si tratta e non di legge imperativa, e ad essa, per seri motivi, è legittimo, anzi può essere, come nel caso presente, pur anche doveroso, derogare. Nei tempi attuali e nel delicato momento presente, il mio messaggio, il messaggio del Capo dello Stato, rappresentante dell'unità nazionale, non potrebbe e non dovrebbe giammai essere un evento soltanto formale, quasi un mero rito di circostanza. Non certo mancanza di coraggio, o peggio resa verso le intimidazioni, ma il dovere sommo e direi quasi disperato della prudenza sembra consigliare di non dire in questa solenne e serena circostanza tutto quello che in spirito e dovere di sincerità si dovrebbe dire. Tuttavia, parlare non dicendo, tacendo anzi quello che tacere non si dovrebbe, non sarebbe conforme alla mia dignità di uomo libero, al mio costume di schiettezza e ai miei doveri nei confronti della nazione.